Buongiorno da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Tutti in coda verso la playa, automobilisti incolonnati per ore per raggiungere le spiagge catanesi nella prima domenica d'estate. Mare vietato a Sferacavallo, l'ordinanza del sindaco motivata dalla presenza di liquami in acqua, ma sono molti i bagnanti che si tuffano. Il corteo del Pride divide la politica a Palermo, scontro aperto tra il sindaco Lagalla e la sua vice Carolina Varchi sul patrocinio alla manifestazione. Sullo sfondo le tensioni per il rimpasto della giunta regionale. Le case nascoste fra i templi, nuovi rinvenimenti storici nella valle dei templi di Agrigento, i recenti scavi hanno portato alla luce le abitazioni di età greca. Calcio. Si torna a trattare per la vendita del Messina. Nei prossimi giorni il presidente Sciotto dovrà decidere sul futuro del club. Ancora buongiorno da Telecolor. Il corpo di un 28enne, una notizia questa dell'ultima ora, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari, è stato ritrovato all'interno di una Smart di colore blu in un vallone di Zafferia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che sono stati allertati da una telefonata al numero unico di emergenza 112. Il decesso sarebbe avvenuto almeno da 24-48 ore, ma non sono state accertate le cause. Non è esclusa alcuna pista. Maggiori elementi utili alle indagini potranno arrivare dall'ispezione cadaverica che sarà eseguita dal medico legale e dall'autopsia. Adesso parliamo della situazione delle spiagge a Catania, prima domenica d'estate alla playa, presa d'assalto dai bagnanti, lunghe ore in fila per raggiungere il mare. Ce ne parla Emanuela Corsi. Molta confusione, d'altronde tutte le persone per entrare qua bloccano la strada, quindi significa che per esserci afflusso c'è interesse, per esserci interesse c'è qualità. Tutti al mare in questa prima domenica d'estate. La playa di Catania è stata presa d'assalto da famiglie e gruppi di bagnanti che ne approfittano per fare un tuffo in mare e prendere la prima tintarella. Abbiamo iniziato presto, alle 8, perché avendo un bambino piccolo... Adesso si va a casa perché c'è troppo caldo. Sì, il bambino non può stare sotto il sole dopo le 12 e quindi andiamo via. Ci siamo divertiti, anche se sono state poche ore, è stato divertente. Siete venuti presto? Sì, abbastanza presto, ci dobbiamo godere la mattinata. La spiaggia libera numero 3 si presenta così, ordinata, pulita e attrezzata. Pulita, bellissima. Qui sono presenti passerelle, docce, mastelli per differenziare i rifiuti. Vari cartelli ricordano ai fruitori di rispettare l'ambiente. Oggi le spiagge sono un occhiello, un fiore all'occhiello di Catania, quindi anche un omaggio alle nostre spiagge. Presenta anche un'area di sgambamento per gli amici a quattro zampe. Come promesso dal comune, tutte le spiagge libere infatti sono pet friendly. Bagnanti anche nella spiaggia libera numero 1, migliorata rispetto ai giorni scorsi. I rifiuti sono spariti e l'installazione dei servizi è quasi ultimata. Unica pecca di questa giornata al mare, il traffico. Per raggiungere la spiaggia si impiega anche un'ora e mezza, come ci racconta questa famiglia. Siamo in macchina da un tempo infinito, veniamo da Ciriale, quindi insomma un po' di traffico e quant'altro. Più di un'ora, solamente per il tragitto da qua, dalla rotonda a qua. Va meglio per chi sceglie di spostarsi con i mezzi a due ruote. Fortunatamente eravamo con lo scooter, sì, in macchina non si potrebbe. Quasi nessuno opta invece per i mezzi pubblici. Avevamo altre cose da fare, quindi era più complicato gestirle, però tipicamente con i mezzi pubblici, sì. Intanto, con l'avvio della bella stagione, sono stati predisposti dai carabinieri una serie di controlli volti a tutelare la salute dei cittadini che usufruiranno degli stabilimenti della playa e dei lavoratori impiegati nel settore. E il corpo di un uomo dall'apparente età di 50-60 anni non ancora identificato è stato recuperato dal nucleo di sommozzatori dei Vigili del Fuoco nello specchio d'acqua antistante il lido Bellatrix alla Scogliera di Catania. Il cadavere è stato trasferito su un gommone della Capitaneria di Porto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, del medico legale e della Guardia Costiera per appunto l'identificazione. Successivi accertamenti sulla dinamica dell'accaduto verranno effettuati nelle prossime ore. Adesso ci spostiamo a Palermo perché a Sferracavallo i bagni sono vietati per la presenza di scarichi di fogna, in pochi lo sanno e in tanti invece si tuffano nelle acque.
Il cartello c'è e lo vediamo dalle immagini fatte questa mattina. Di controlli, invece, nemmeno l'ombra. Divieto di balneazione in un ampio tratto del litorale della borgata marinara di Sferracavallo a Palermo. Le rivelazioni dei tecnici dell'azienda sanitaria provinciale hanno fatto emergere una forte presenza di enterococchi intestinali. Il sindaco Roberto Lagalla, pertanto, ha firmato un'ordinanza che vieta di fare il bagno in un'ampia fascia di costa che parte a ovest dalla Baia del Corallo, comprende lo stabilimento bagni e arriva fino alla scogliera di Barcarello all'altezza di Via del Tritone. Eppure in molti oggi sfidano questo divieto. Sì, ho fatto il bagno anch'io, l'acqua era molto fresca, molto limpida e oggettivamente non c'era nessuna rilevazione di, che ne so, scarichi o quant'altro, quindi non abbiamo capito questo divieto da dove, in quale posto effettivamente ci fosse. Probabilmente pensiamo vicino al porticciuolo, perché qui non ci sono grandi insediamenti tali da giustificare l'inquinamento di cui abbiamo visto e sentito questa notizia che c'era il divieto di balneazione. Non si è capito per cosa, però esattamente. Nel tratto di acqua dove c'è il divieto di balneazione, come vediamo, anche alcuni bambini fanno il bagno. In molti non hanno visto il cartello. Bellissimo, anche se il tempo è brutto, è stato bellissimo. Però c'è il divieto di balneazione. Ah, vero, no, l'ho saputo, vedo, poi io so che è da sopra la piazza. Nell'orario mattutino in cui siamo stati presenti non c'erano controlli da parte dei vigili urbani, così in molti hanno fatto comunque il bagno. Non siamo stati qua, siamo stati alla riserva marina. Com'era l'acqua? Perfetta, meravigliosamente bella. Nei prossimi giorni verranno ripetuti i prelievi e le analisi. L'obiettivo è capire se si è trattato di un allarme episodico legato a sversamenti anomali o se l'inquinamento è persistente. Adesso parliamo del Pride che è avvenuto a Palermo, perché fa esplodere le tensioni all'interno della giunta del sindaco Roberto Lagalla, divisa sul patrocinio concesso alla manifestazione. All'orizzonte rimpasti in giunta e soprattutto i rimpasti alla regione. Ce ne parla Maglio Viola. Una manifestazione divisiva, non certo una festa di partecipazione. Torna ad attaccare il Palermo Pride il vice sindaco di Palermo Carolina Vacchi, esponente di Fratelli d'Italia, di recente eletta segretario di presidenza alla Camera. All'indomani dello scontro in giunta sul patrocinio concesso dal comune alla manifestazione, Fratelli d'Italia non arretra neanche di un passo, nonostante sia accerchiata nella maggioranza. Lo scontro che sale di tono è politico prima ancora che ideologico. Il Pride ha fatto emergere tensioni già esistenti ma tenute a bada fra i meloniani e il resto della coalizione. Ma l'attacco della piazza del Pride, che chiede le dimissioni della Varchi, sembra aver rinfocolato ulteriormente gli animi. Quella andata in scena ieri non è stata una manifestazione inclusiva, non è stata una manifestazione per generici diritti, è stata una manifestazione divisiva di una precisa parte della nostra società che vuole avversare il governo Meloni, ma soprattutto che vuole avversare la nostra proposta di legge per rendere la maternità surrogata punibile anche quando commessa all'estero. Per questo motivo io ritengo che dare questo patrocinio sia stato profondamente sbagliato, perché sono convinta che chi vuole scendere in piazza su temi così divisivi per attaccare un governo in carica perché legittimamente eletto dagli italiani lo debba fare senza soldi pubblici, quindi libertà di pensiero, libertà di manifestazione garantita per chiunque ma senza soldi pubblici. Nessuno spazio dunque ad una mediazione, almeno per ora, alla luce delle parole di ieri sera del sindaco che parlava di accoglienza ed inclusione. Credo che l'accoglienza sia un dovere e credo che ogni amministrazione, soprattutto quando si tratta di fatti che investono scelte di tipo personale, deve essere nelle condizioni di offrire la propria attenzione e ancora una volta la propria accoglienza. Ma sullo sfondo non c'è soltanto il Pride, ma un rimpasto nella giunta Lagalla annunciato già prima delle elezioni amministrative di maggio e giugno e che adesso giunge alla sua fase conclusiva. Un rimpasto a Palermo che fa da apripista ad un rimpasto regionale. Due eventi nei quali si giocano gli equilibri dentro la maggioranza di centrodestra. Il Pride è servito a far emergere l'accerchiamento che oggi vive Fratelli d'Italia, dicono sottovoce gli esponenti del partito della Meloni, che adesso puntano ad un chiarimento, altrimenti dicono che provino a governare senza di noi. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo.
Seconda parte del telegiornale, nuovi scavi nell'area nord della Valle dei Templi di Agrigento. Sono riemerse case di età greca, frammenti di vita quotidiana tra le abitazioni dell'antica Acragas. Ce ne parla il nostro corrispondente Davide Sardo. Straordinari rinvenimenti storici nella Valle dei Templi di Agrigento. I recenti scavi finanziati dal Parco Archeologico nell'area residenziale a nord della Collina dei Templi hanno dato alla luce un ampio settore di abitato. Si tratta di case di età greca, la cui fase principale termina con la conquista e la distruzione della città da parte dei cartaginesi. Abbiamo trovato tutta una serie di oggetti a corredo di queste abitazioni più o meno importanti e che sono allo studio delle nostre archeologhe, che sono al laboratorio di restauro per essere lì visionate e restaurate laddove ce n'è la necessità, ma devo dire è un cantiere che non finisce mai di stupire. Questi reperti ritrovati ci raccontano di una popolazione, di una gente costretta a fuggire e a lasciare, come dice Diodoro, tutto quello che costituiva la loro felicità. E quindi dobbiamo immaginare gli agrigentini profughi che su istigazione, su incitamento dei loro generali lasciano tutto quello che faceva parte della loro vita quotidiana e si rifugiano altrove, appunto, per scampare appunto alla morte della furia cartaginese. Il cantiere è aperto al pubblico e si possono ammirare da vicino i sorprendenti ritrovamenti venuti alla luce. Turisti e non solo avranno l'opportunità di guardare l'area da vicino, osservare gli archeologi al lavoro durante gli scavi e conoscere l'affascinante storia che i reperti narrano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15, con accesso dalla Via Sacra. Adesso parliamo di vacanze, sono tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Adesso parliamo appunto di vacanze, sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono la Sicilia per trascorrere qualche ora in vacanza. A Salina abbiamo incontrato Enzo Iacchetti. Ogni volta che devo venire in Sicilia io sono felice, sia con il teatro, sia per vacanza, sia per... Andiamo in Sicilia subito. Enzo Iacchetti ritorna a Milano con il profumo della Sicilia sulla pelle. Ospite del premio Troisi, lo abbiamo incontrato dopo una passeggiata in motorino lungo i tornanti di Salina che da Malfa portano a Pollara, luogo simbolo dell'isola e di un film, Il Postino, che la rese celebre. Dopo il giro in motorino, quali sono le impressioni? Mal di schiena pazzesco, perché niente, guidava mio fratello e egli aveva il casco stretto. Abbiamo preso una giornata straordinaria, per cui per uno che vive a Milano fare un giro con quest'aria è un piacere. Quindi adesso puoi capire davvero perché Troisi scelse Salina per ambientare Il Postino? Porca miseria, c'è l'imbarazzo della scelta però. E da buon turista Iacchetti non poteva non onorare le specialità culinarie di Salina. Siamo andati a mangiare a Lingua, poi da Alfredo c'è la granita più buona dell'isola, così dicono, e anche lì abbiamo fatto il nostro dovere da turisti. Poi io che sono anziano sono dovuto rientrare per un breve sonnellino. Attore comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante, Enzo Iacchetti è uno dei volti storici del TG satirico di Striscia la Notizia, che conduce dal 1994 in coppia con Ezio Greggio. TV e teatro al centro della sua lunga carriera. Anche la comicità e cultura, ha detto sul palco del premio Troisi, ma non quella che viaggia sui social e su YouTube. Com'è cambiata la comicità dai tempi di Gaber, diciamo così, ai giorni d'oggi, agli youtuber? È una domanda difficile che scatenerà le solite polemiche, insomma per me gli youtuber non sono dei comici. I giovani di adesso bravi saranno una decina, tutti gli altri non so perché facciano questo mestiere. Ci fermiamo ancora per uno stacco per la pubblicità, torniamo con il calcio.
Rieccoci in studio. Quella che inizia oggi è una settimana importante per il futuro del Messina Calcio. Il presidente Sciotto deciderà se proseguire la sua esperienza oppure cedere la società a Mannino. Ce ne parla Sergio Colosi. La storia infinita tra Pietro Sciotto e Fabrizio Mannino è pronta a scrivere un altro capitolo, forse quello decisivo, ma potrebbe non essere l'ultimo. Dopo accuse e rimpalli di cifre, patti di riservatezza violati e telefonate private registrate e poi diffuse, il presidente del Messina e il maggiore indiziato all'acquisto del club sono pronti a riprendere la trattativa. Mannino prepara una nuova offerta e Sciotto dovrà uscire allo scoperto, privarsi del Messina oppure proseguire la lunga agonia giallorossa. Certamente non può più far passare la linea che nessuno ha richiesto alla società, oppure non è stata proposta una cifra congrua, in quanto l'armatore piemontese ci prova da mesi ed è disponibile ad un nuovo sforzo economico. Sull'asse Torino-Messina-Dubai ci sono già stati contatti telefonici e la volontà reciproca di rivedersi in città, subito dopo l'ok della Covisoc previsto martedì per l'iscrizione al prossimo torneo di Serie C, conclusa alle 23:52, 8 minuti prima della scadenza. Sciotto comunque ha già pronte le alternative in caso di settima stagione alla guida dell'ACR, soluzione poco gradita dalla tifoseria. I suoi quadri tecnici darebbero più di un indizio sul tipo di stagione da affrontare. Tanti giovani, solito minutaggio, organico ancora una volta rivoluzionato e per la panchina Ezio Raciti, in netto vantaggio su Raffaele Novelli, vicino alla Gelbison. Da verificare invece se dopo 2 anni di collaborazione esterna Pippo Bonanno accetterà un incarico ufficiale. Ancora pochi giorni e si avranno le prime risposte, anche perché la nuova stagione parte il 20 agosto con l'esordio in Coppa Italia, pur essendo il Messina di Sciotto cronicamente in ritardo sulla tabella di marcia estiva. Già finito, grazie per averci seguito, a tutti una buona mattinata.